In cammino sulla Magna Via Francigena per la fibromialgia e l'iniziativa dell'AISP per dare visibilità a ciò che è invisibile. Una marcia di protesta partita il 27 aprile dalla Cattedrale di Palermo per giungere alla Cattedrale di Agrigento per sollecitare lo Stato affinché possa mostrarsi più vicino ai soggetti affetti da questa complicata patologia, difficilmente diagnosticabile e curabile. La nostra patologia, quindi la fibromialgia, è una malattia invisibile, non riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale. Il motivo per cui Giusy Fabio, la referente dei pazienti, ha organizzato questa camminata è stato quello di sensibilizzare le istituzioni e moltissime zone ancora aride, assolutamente all'oscuro di quella che è la formazione e l'informazione di questa patologia. Come si riconosce la fibromialgia, attraverso quali test e come si cura? Non esiste un vero e proprio test per la diagnosi della fibromialgia. La fibromialgia è una diagnosi clinica, si basa sostanzialmente sulla presenza di dolore muscoloscheletrico diffuso da almeno 3 mesi, solitamente associata ad altri sintomi che chiamiamo ancillari, che sono la stanchezza durante il giorno, il disturbo del sonno, per cui spesso il paziente è affaticato al risveglio, e in alcuni casi anche disturbi di tipo neurocognitivo come la riduzione della memoria a breve termine e dell'affluenza del linguaggio. Ecco, in una discreta percentuale di pazienti ci sono anche dei disturbi psicoaffettivi, in particolare ansia e depressione. Una diagnosi sostanzialmente clinica. Uno dei problemi più rilevanti una volta effettuata la diagnosi è la terapia. Per quale motivo? Perché la terapia deve essere un abito sartoriale, cioè deve essere cucita sul singolo paziente. Perché noi parliamo di medicina della precisione, perché per ogni caso bisogna studiare una strategia terapeutica corretta. Convivere con questa malattia rappresenta per chi ne è affetto e per i familiari una durissima lotta contro se stessi e contro il sistema, fin troppo complicato. E sono proprio loro i protagonisti di questa marcia. Tra questi Giusy Fabio, referente dei pazienti fibromialgici, che da anni lotta contro la fibromialgia e dopo aver ottenuto i primi risultati, tra i quali l'essere riuscita ad alzarsi dalla sedia a rotelle, ha deciso di marciare per dare speranza a tutti. Io sono il papà di Giusy Fabio, io ho vissuto tutta questa tragedia, la chiamo la tragedia, e l'ultima speranza è stato il viaggio della speranza all'ospedale Sacco di Milano. Questo è stato l'ultimo viaggio, perché ho sbattuto a destra a manca e non mi hanno dato un risultato valido. I medici, che cosa aveva mia figlia? Mi dicevano che aveva la sclerosi multipla, la leucemia, la lupus e brutte malattie di tutti i colori, e mia figlia, grazie a Dio, ora che cammina, ha fatto il cammino Francigena della Cattedrale di Palermo sino a Agrigento, grazie prima il Signore, tutti i santi, e poi il professore Sazza Putin, l'ultimo viaggio della speranza.